Siamo riuniti oggi qui a Montecchio Maggiore, tutti insieme, tutti quelli che credono nella uguaglianza, nella fratellanza e nella giustizia, a dire no al razzismo, no ai decreti leggi razziali. Sì, a municipio stiamo andando via adesso. Basta, basta! Così finisce! Basta, basta! Così finisce! Così finisce! Basta, basta! Noi vogliamo i nostri diritti di vivere qua, di lavorare, di libertà, soprattutto di voto, perché è molto importante il voto. Almeno amministrativo, almeno questi sindaci che fanno leggi razziste a ogni comune vengono scelti da noi, devono capire che questi immigrati quanti sono importanti. আলকরিস্তা জামেলা মেলেনা রে মেলেনা বিদেশ চামড়া থাকবে না মেলেনা রে মেলেনা যদি করো জামেলা মেলেনা রে মেলেনা বিদেশ চামড়া থাকবে না মেলেনা Cosa vuol dire questa Brutto parola quella. Brutto, razzismo. ইন্ডিয়ার অ্যাকশন Direct action. ভারতবর্ষের অ্যাকশন Direct action. মালয়েশিয়ার অ্যাকশন Direct action. শ্রীলঙ্কার অ্যাকশন Ma lo sciopero della spesa com'è andato? Lo sciopero della spesa è stato molto positivo, più di quelle che personalmente mi aspettavo. È stato molto positivo perché buona parte degli immigrati, non soltanto quelli residenti a Montecchio, tanti non sono andati a fare le spese e pochi che erano lì venivano da Verona, Lonigo e varie altre, Valdagno anche. Quando gli abbiamo spiegato, tanti hanno girato, sono tornati indietro, altri hanno detto va bene, visto che sono arrivato fino qua, almeno di comprare latte per i miei bambini, quindi abbiamo detto va bene, non c'è problema. Non quella che dite voi, quella di manipolazione, quella che vuole, diciamo, la politica, non è quella integrazione. L'integrazione è quella quando un bambino straniero vive con un bambino, gioca con un bambino italiano, è quella l'integrazione, che arriva automaticamente, arriva pian pianino, e noi siamo per quella integrazione. Ha scritto il più grande narratore della nostra terra, Mario Rigoni Stern, che al mondo siamo tutti paesani. Io dico stasera paesani di Montecchio, paesani di tutto il mondo. Noi ci sentiamo fratelli e quando c'è un fratello che soffre o che viene umiliato, tutti i fratelli devono sentire questo dolore. Adesso siamo addolorati per l'umiliazione che debbono subire i nostri paesani, soprattutto i bambini che vengono mandati via dalle loro case oppure messi in difficoltà, le donne, le mamme, le persone anziane. Noi dobbiamo soffrire con loro
dobbiamo dover provare e saper provare il senso dell'umiliazione che provano loro, che è la nostra umiliazione, e noi li sentiamo fratelli. Essere immigrato vuol dire anche cambiare di paese, cambiare di casa, è sempre immigrazione. Ci fa piacere vedere tanti immigrati della polizia qua stasera con noi, e vuol dire che anche loro provano la nostalgia della loro terra. Io non credo che Montecchio sia razzista, non lo è mai stato, è che adesso riceve ordini chissà da dove, perché gli ordini partono e sappiamo da dove. Avrebbe dovuto avere il buon gusto questa sindaca di togliere quella croce dal cortile, perché la croce vuol dire fratellanza, fraternità, anche sofferenza e cristianesimo, e una croce lì è un insulto alla nostra fede. Perciò, paesani, sorridete, non sarà eterna questa malinconia, questa umiliazione, e quando un fratello soffre dobbiamo soffrire tutti insieme, e stasera siamo in tantissimi. Grazie. Siamo convinti che un altro mondo è possibile, che sarà più bello, più giusto, o più sicuro e più sincero in questa sicurezza. Sarà un mondo a colori. Non sono le persone anziane che sono privati dei loro appartamenti perché non possono più mettere i loro appartamenti in affitto, e tanti di queste persone sono montecchiani dopo, hanno lavorato per tutta la loro vita per finire la loro vecchiaia in modo dignitoso, e questo non permetteremo che venga negato, e non permetteremo che usano gli esseri umani come scudo, come un oggetto. Il permesso di soggiorno a punti lo diciamo no, perché noi siamo macchine che non devono più tagliare i fondi all'università, e i bambini immigrati hanno diritto sacrosanto di studiare. E noi qua è la nostra patria, perché nessun cittadino al mondo può accettare di lasciare il suo paese, dove è nato, dove è cresciuto, se non sono problemi. Quindi abbiamo il diritto sacrosanto di vivere in pace, tutti i cittadini. Sia l'amministrazione o qualsiasi governo, che sia a destra o a sinistra, i cittadini elettori devono basarsi sui programmi, non chi cerca di istigare l'odio razziale o fare il razzismo. Diciamo no a questo. Il pacchetto di sicurezza non deve mai essere utilizzato per fermare la libertà dei cittadini. E quanti riguarda del resto, noi diciamo no anche alle basi militari, perché hanno cominciato a insegnare i militari africani come sottomettere la popolazione africana. Siamo già stanchi, siamo stufi e siamo stanchi. E invitiamo l'amministrazione che noi siamo pronti, come gli abbiamo chiesto 6 mesi fa, a proporgli dei progetti, a fare delle proposte con quali possono lavorare senza dividere i cittadini. ইন্ডিয়ার অ্যাকশন, ডাইরেক্ট অ্যাকশন, ভারতবর্ষের অ্যাকশন, ডাইরেক্ট অ্যাকশন, মালয়েশিয়ার অ্যাকশন, ডাইরেক্ট অ্যাকশন, শ্রীলঙ্কার